vuol dire che secondo me questa vittoria è merito, grande merito va a quelli della panchina, perché accettare la panchina magari tante volte non è facile, invece c'è un grande spirito in questa squadra e credo che sia troppo facile dire che quelle in campo abbiano vinto la partita. Io credo che questa partita l'abbiano vinta soprattutto quelle ragazze e tante giovani e meno giovani che sono venute in panchina e hanno dimostrato sia da fuori con l'aiuto alle compagne sia poi quando sono entrate grande attaccamento e grande voglia di crescere giorno dopo giorno, e credo che questa vittoria sia dedicata soprattutto a chi sta giocando meno in questo momento e che è un percorso per loro importante, e sono veramente felice per loro, e prima o poi avranno anche loro una grande possibilità di giocare la partita all'inizio. Sì, oggi c'era il rischio che magari sottovalutassero la partita, anche perché il Verona aveva solo un punto e quindi in settimana le abbiamo tenute belle cariche, motivate, e oggi hanno dimostrato di essere di piano piano, di cercare questa crescita per loro anche a livello personale, fare un passettino alla volta, e va bene così. Sono veramente felice per loro perché l'atteggiamento è stato quello giusto. Sì, faremo la settimana come se andassimo a affrontare una squadra importante, quindi lavoreremo sodo, anche perché a fine settimana abbiamo un amichevole contro una squadra di Serie B che affronteremo come se fosse appunto una squadra forte, e quello è quello che ci aiuta per arrivare poi alla partita con la Sampdoria, che è un'ottima squadra con delle giocatrici valide e con un allenatore che sa il fatto suo, perché fino all'anno scorso ha fatto anche la Champions con la Fiorentina, quindi tanto di cappello a loro, che è la rivelazione del campionato di Serie A femminile secondo me, e stanno facendo veramente bene. Però noi dobbiamo andare a giocarci la partita come sappiamo. E noi tutti i giorni lavoriamo per fare gol, quindi per vincere le partite devi fare gol, quindi noi abbiamo un lavoro del 75% proiettato sulla fase offensiva e un 25-30% sulla fase difensiva, ma i primi difensori nostri sono gli attaccanti, quindi ecco perché dico che stiamo lavorando tanto da metà campo in su, perché andiamo appunto a difendere alte come squadra, e questo le ragazze l'hanno accettato bene, si è visto nelle partite indietro e si è visto soprattutto domenica contro la Fiorentina e anche oggi contro il Verona. No, è stata una grande emozione appunto perché è stato proprio il primo gol di tutta la mia carriera in Serie A, e devo dire che il mister lo aveva anticipato in modo molto scaramantico prima di allenamento, e quindi esserci riuscita mi fa contenta sia per me che per la squadra. Dedico il gol alla mia squadra e al Sassuolo. Sì, non era una partita facile, anzi forse era più difficile di quella che abbiamo affrontato sabato scorso contro la Fiorentina, e il mister ci ha chiesto di non sottovalutarla appunto per cercare di portare continuità e andare in pausa, perché siamo uscite in Coppa la prossima settimana tranquille, avendo 6 punti su 6 per poterci andare a giocare poi la partita nella Samp e poi andarci a giocare lo scontro col Milan, restando comunque a quei 3 punti che ci dividono. Sì, è un campionato che vede 4 squadre più o meno giocarsi la differenza di 1-2 punti, quindi è molto importante cercare di mantenere alto il numero delle reti fatte e cercare di tenere il più basso possibile quello delle reti subite, appunto per la differenza reti, qualora ci dovessero essere punteggi paritari. Sì, anche la Samp sarà una partita molto impegnativa. Oltretutto giocheremo in casa loro e sarà ancora più importante di quella di oggi, penso, appunto per arrivare a giocare la partita col Milan con i 3 punti di differenza.